Oggi andiamo a parlare come sempre delle notizie di attualità in campo economico. Ultimamente stanno uscendo tanti di questi video, tanti della serie eCoffee. Non vi preoccupate perché arriveranno anche i video delle altre serie, però ultimamente c'è la necessità di parlare di queste cose perché molte persone non stanno capendo quello che sta succedendo. eCoffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Dopo che l'Europa ha attivato questo PEP, che non è nient'altro che un massiccio quantitative easing, se non sapete di che cosa sto parlando c'è un video qui in alto a destra che lo spiega bene, ora si stanno proponendo tante altre misure anche molto massicce. Questo anche dopo che Trump, nelle scorse settimane, ha annunciato di voler iniettare nell'economia statunitense 2.000 miliardi di dollari. In Europa invece si è creata una grossa spaccatura tra il fronte che vuole gli Eurobond, capitanato ovviamente dall'Italia e anche dalla Spagna, e un fronte che non li vuole, capitanato sicuramente dalla Germania. Questo è più o meno il riassunto delle scorse puntate, trovate tutto nel dettaglio comunque nelle schede qui in alto a destra. Visto che la Germania non vuole gli Eurobond, negli ultimi giorni ha fatto una controproposta, e cioè l'utilizzo del MES, che è il meccanismo europeo di stabilità, ne ho già parlato in un altro video sempre che trovate qui in alto a destra, e sarebbe disposta ad attivarlo con delle condizioni meno stringenti. Per capire bene quanto è valida questa proposta, bisogna innanzitutto conoscere il MES, e per quello vi rimando all'altro video, e in seconda battuta bisogna capire come funziona. Il meccanismo europeo di stabilità, anche noto come Fondo Salva Stati, non è una parolaccia, è semplicemente stato organizzato e pensato dai paesi dell'Eurozona come un fondo nel quale depositare dei soldi se ce ne sarà del bisogno in futuro. Questo è come era stato pensato concettualmente il MES, che poi è diventato una vera e propria organizzazione con un suo governatore, diversi membri, che però non hanno delle funzioni politiche all'interno dell'Europa. L'idea di questa organizzazione è di fornire assistenza finanziaria ai paesi che sono in difficoltà, quindi si raccolgono dei fondi e si dirottano verso quei paesi che sono in difficoltà. Queste risorse sono raccolte direttamente dai paesi che hanno aderito al MES. Ve lo dovete immaginare in maniera molto semplice, c'è un grandissimo salvadanaio, ogni stato va lì e mette un po' di soldi, e poi quando uno degli stati è in difficoltà può attingere a quei soldi, anche soldi di altre nazioni. Quello che tutti vi starete chiedendo in questo momento è quanto abbiamo dentro il salvadanaio? La risposta è che ogni paese si è impegnato a dare solamente 80 miliardi. Solamente, tra molte virgolette. Il capitale che dovrebbe raggiungere questo fondo è di 700 miliardi, però se i paesi si sono impegnati a versare solo 80 miliardi, dove troviamo il resto dei soldi? Semplicemente emettendo delle obbligazioni. Ora, se non sapete che cosa sono le obbligazioni, malissimo, perché tutte le misure che si stanno pensando in questo momento funzionano sulle obbligazioni. È necessario che vi recuperiate il video che vi lascio qui in alto a destra. La trave portante del MES quindi sono sempre i titoli di Stato. In pratica dietro al MES, al Fondo Salva Stati, c'è una pluralità di investitori che acquisterebbero i titoli di Stato emessi da ciascuno Stato aderente al Fondo Salva Stati. Ora, il MES ovviamente dirotta le proprie risorse verso paesi in difficoltà, però le condizioni per dirottare questi fondi sono tanto stringenti. La Germania propone di allentarle un pochino, però andiamo a capire per quale motivo la Germania fa questa proposta. Ci sono sicuramente ragioni politiche, una convenienza economica, ma mi vorrei focalizzare soprattutto su un terzo elemento che ritengo fondamentale. Il Fondo Salva Stati vi concede un credito e questo significa che vi dà immediatamente dei soldi. Questi soldi però sono vincolati e quindi con questi soldi devi fare 4 cose. Ridurre la spesa pubblica, migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, fare delle manovre che rilancino l'economia e migliorare la stabilità del tuo sistema finanziario e quindi in sostanza non far fallire le tue banche. E attenzione, non guardate le banche come il male, perché dentro le banche ci sono i vostri soldi. Se falliscono le banche non potete più accedere a quei soldi. In sostanza sperare che la banca fallisca è come sperare di perdere la chiave della vostra cassaforte dentro la quale ci sono i soldi. Non è furbissimo. Questa è la questione MES. E che cosa ne pensa l'Italia del MES? Ha risposto in maniera abbastanza forte il nostro presidente del Consiglio Conte, ad una TV tedesca che lo ha intervistato. Il nostro premier si è detto assolutamente contrario all'utilizzo del MES anche con condizioni meno stringenti e ha sottolineato la necessità di introdurre gli Eurobond e ha sottolineato anche il fatto che questa misura sarebbe utile non solo all'Italia ma anche alla Germania. Un passaggio della sua intervista è stato particolarmente significativo. Ne approfitto, e lo dico a tutti i cittadini tedeschi,
Noi non stiamo scrivendo una pagina di un manuale di economia, stiamo scrivendo una pagina di un libro di storia. Si tratta di una sfida epocale con un impatto devastante sui nostri sistemi sanitari, economici e sociali. Conte ha infine ribadito ancora una volta che i Corona Bond non sarebbero una misura, un escamotage per far pagare ad altri paesi il nostro debito pubblico. Questa è la situazione attuale, vedremo quali sviluppi ci saranno nei prossimi giorni e sicuramente farò altri video a riguardo. Vi lascio quindi con la curiosità economica di oggi. Sapevate che le banconote per quanto riguarda l'euro sono fatte di puro cotone per resistere il più possibile all'usura? Inoltre il simbolo dell'euro è ispirato alla Epsilon greca ed è un omaggio alla Grecia.